Quarta festa delle eccellenze italiane in Europa, oggi con un parterre qualificato di ospiti, una manifestazione che dura 3 giorni, 2023 anno del turismo di ritorno, italiani all'estero, una risorsa per Pannone sempre impegnato in questo settore. Gli italiani all'estero sono quasi 80 milioni, cioè una nazione Italia in tutto il mondo. Gli 80 milioni abbiamo immaginato col progetto del turismo di ritorno, che è il tema principale anche dei fondi del PNRR, se tornassero nei luoghi nativi potrebbero riqualificare non solo demograficamente i nostri borghi, le nostre città, ma possono assolutamente dare l'opportunità al recupero non solo delle radici e delle tradizioni, ma anche al recupero di 2 punti percentuali di PIL. Infatti si è calcolato che si potrebbero recuperare ogni anno 34 miliardi di euro. Da questo concetto parte la nostra festa eccellenza italiana in Europa per riqualificare il nostro pensiero rispetto agli italiani all'estero, agli nostri immigrati che sono una risorsa e soprattutto sono un'opportunità da dover cogliere, perché essi sono materialmente all'estero i portatori del Made in Italy, sono i portatori del know-how italiano, sono i portatori di una grande eccellenza. In questi giorni premieremo anche quelli che si sono distinti all'estero, nel campo artistico, culturale, e daremo delle targhe anche alla memoria. I ristoranti italiani con la bandiera italiana sono i portatori di club e ambasciate, sono i portatori del tricolore, sono i portatori della nostra storia. Questo è il nostro progetto, questa è la nostra visione per i prossimi anni. Ecco, cosa ne pensa di questa iniziativa del professor Arnone sulla festa delle eccellenze italiane in Europa e quale sarà il suo contributo? La presenza di queste eccellenze che girano un po' in tutto il mondo, considerato che l'Italia è il luogo di origine di tanti e tanti prodotti tipici, rappresentano un po' di per sé degli ambasciatori che girando un po' per tutto il mondo portano a testimonianza di tutti questa ricchezza patrimoniale che è data appunto da produzione di grande eccellenza, prodotti che sono a marchio e quindi prodotti che possono sicuramente trovare grandi aspettative nei consumatori, e questo interesse lo si vede al contrario, cioè nel senso che abbiamo quasi 40 miliardi da 40 a 50 miliardi di produzione di eccellenza che vengono totalmente falsate, per cui risulta nel complessivo la produzione che può incidere con marche europee di quasi 250 miliardi, quindi questo volume così elevato che si trova un po' sciorinato in tutto il mondo ci dà contezza del grande valore e dell'importanza che hanno i prodotti tipici nel mondo. Ecco, qual è il ruolo dei piccoli imprenditori all'interno di questo contesto? Il contesto mi permette di presentare il marchio collettivo che Assoapia ha chiesto alla Comunità Europea, che consente di certificare la qualità dei prodotti made in Italy e quindi elevare il livello di attenzione sui prodotti italiani e garantendo anche la possibilità di verificare e di controllare le alterazioni che si fanno a danno di tutti i nostri prodotti tipici, e quindi si inserisce perfettamente in un contesto in cui il progetto è quello di difendere e valorizzare i prodotti italiani. E sono qui perché ho oggi il compito di parlare di internazionalizzazione dei prodotti italiani e credo che è il valore più grande, più importante, più significativo che l'Italia può oggi vantare. È importante, appunto fondamentale, parlare del Made in Italy anche in Europa per far conoscere i nostri prodotti. L'Europa riconosce i nostri prodotti, il problema è creare un punto di riferimento, una casa comune che non possa essere, come dire, in qualche modo confusa rispetto al grande mercato della clonazione. Questo è il vero grande problema dell'Italia. L'Italia è oggi un brand che, come diceva prima, è fatto di miliardi e oggi noi abbiamo il dovere e abbiamo la responsabilità di salvaguardare. Io credo che questo appuntamento di oggi è uno degli appuntamenti più significativi che merita l'attenzione. Siamo qui presenti per cercare di trattare un tema molto importante, che è quello della maggior parte dei ragazzi che spesso decidono di studiare fuori sede e quindi non riescono a dare molta importanza al nostro territorio. Quindi il mio appello, grazie anche comunque alla collaborazione di tanti ragazzi che ogni giorno si spendono per lavorare su questo tema così importante, è quello di riuscire a dare un auspicio, cioè riuscire ad essere
forti nel cercare di mantenerli qua in Sicilia e di riuscire anche a valorizzarla. Quindi è importante fare un appello del genere non soltanto con l'università ma anche con il territorio stesso, cercando di mettere in prima fila i giovani. Quanto è importante un'iniziativa come questa proprio portata avanti dal professor Arnone qui a Favara? Io penso che sia importante in tutti i comuni della nostra bella Sicilia, perché il Made in Italy è un marchio del quale ci possiamo onorare di avere almeno credo il 50% del merito come siciliani, e poi i talenti a Favara sono veramente tanti nell'artigianato, nella cultura, nel mondo dell'arte, e quindi è bello poterli mettere in risalto, è bello poter parlare quindi anche di cose belle, di iniziative lodevoli e di personaggi, persone che portano veramente alto il nome di Favara con il loro talento, con le loro arti, con le loro capacità, nonché i nostri prodotti tipici e quello che possiamo offrire dalla nostra terra. Porto qui i saluti del sindaco che era invitato a questa illustre manifestazione che ogni anno, grazie al professore Arnone, sta riportando un tema fondamentale per la nostra città, per la nostra regione, perché gli emigrati sono stati sempre una risorsa per questa terra, e puntando soprattutto a quelle persone che all'estero si sono contraddistinte, tant'è che l'organizzazione si chiama Eccellenze nel Mondo, e quindi siamo qui a onorare e a dare lustro a queste persone che portano in alto il valore di noi siciliani.